Sarà l'inchiesta per omicidio stradale, aperta dalla Procura di Vicenza, a fare luce sulla tragedia avvenuta nella zona industriale di Castelgomberto, costata la vita al commercialista bresciano Paolo Maccione, 68 anni, di Desenzano del Garda. Il PM di turno, Hans Roderick Blattner, ha disposto il sequestro della KTM 390 guidata dal professionista e dell'auto articolato, condotto da un camionista padovano di 58 anni. I due mezzi saranno sottoposti ad accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica della disgrazia. Maccione si era recato alla concessionaria Hobby Motor di Colnedo per acquistare la KTM, quindi la stava provando quando nella zona industriale di Castelgomberto si è scontrato con il camion che sopraggiungeva dalla direzione contraria, in via del Velodromo, e viaggiava sulla propria corsia. L'urto è stato violentissimo, il motociclista è morto sul colpo. Gli agenti della polizia locale di Malo, Monte di Malo e Castelgomberto, guidati dal comandante Nadia Fochesato, hanno eseguito i rilievi e acquisito gli elementi utili, comprese le testimonianze, per chiarire la sequenza dell'ennesima tragedia sulla strada di questi giorni nel Veneto.